Botta e risposta tra Siciliacque e AICA per la situazione debitore dell'azienda agrigentina che ammonterebbe a circa 29 milioni di euro. Il comitato Mare Nostrum chiede un incontro al sindaco di Porto Empedocle per la rimozione del dissalatore voluto dalla regione. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione di Villa Betania, presto una struttura per le persone anziane, disabili e vulnerabili. Inaugurata oggi la casa di comunità Cattolica Eraclea. Incidente mortale stamani sulla strada statale Naro-Camastra, perde la vita un giovane di origine albanese ma abitante a Naro. I carabinieri di Sciacca arrestano un individuo per una tentata truffa del falso carabiniere. Un pareggio prezioso per la Castrum Favara in casa con il Messina. L'Agragas vince a tavolino con il Frigidini, l'Aragona in testa alla classifica, vittoriosa nella partita contro il Camporeale, panoramica dei risultati sportivi del fine settimana. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi 2 marzo, lunedì. Botta e risposta tra Siciliacque e AICA relativamente alla situazione finanziaria del Consorzio Idrico Agrigentino. Sul debito di AICA Siciliacque interviene affermando: le dichiarazioni della Nobile sono destituite di fondamento, l'ultimo pagamento del corrente risale a ottobre e per giunta in acconto. Pronta la replica dell'AICA con dati contabili alla mano. Nel periodo settembre 25-febbraio 26 sono stati erogati complessivamente 4.735.000 euro il nostro servizio. Botta e risposta tra Siciliacque e AICA relativamente alla situazione finanziaria del Consorzio Agrigentino. Siciliacque afferma, con riferimento alle notizie di stampa sul contenzioso in corso con AICA, Siciliacque precisa che l'ultima fattura pagata dal distributore idrico della provincia di Agrigento relativa alla parte corrente risale al mese di ottobre 2025. Peraltro si tratta di un acconto, pertanto le dichiarazioni della Presidente Nobile sono totalmente destituite di fondamento. Il debito di AICA frattanto è salito a 25 milioni per la sorte capitale più 4 milioni di euro per interessi e mora rispetto ai 23 milioni del 31 dicembre scorso. Siciliacque sottolinea inoltre che AICA ha deliberatamente scelto di non proseguire nei pagamenti. Questo a valore e conferma che la situazione economico-finanziaria della società sia gestita consapevolmente a scapito di Siciliacque. I numeri, conclude la società di sovrambito, dicono incontrovertibilmente che la situazione è peggiorata e che lo stanziamento di 10 milioni di euro della regione, che dovrà essere immediatamente versato a Siciliacque, non risolverà il contenzioso se AICA non pagherà con regolarità la fornitura idrica all'ingrosso che invece viene puntualmente garantita. Restano quindi in campo i procedimenti attivati per il recupero del credito, inclusi quelli volti al blocco dei conti correnti, come già avvenuto in passato a tutela del rispetto delle regole per il servizio pubblico che viene ogni giorno assicurato da Siciliacque. E intanto arriva a stretto giro di email la smentita di AICA che con fermezza e indignazione afferma: il comunicato diffuso da Siciliacque contenente affermazioni gravemente inesatte e lesive dell'immagine dell'azienda e delle istituzioni che ne governano il risanamento. È falso sostenere che l'ultimo pagamento del corrente risale a ottobre 2025. Per giunta in acconto AICA dichiara con dati contabili alla mano che nel periodo settembre 25-febbraio 26 sono stati erogati complessivamente 4.735.000
135.935 euro, regolarmente corrisposti in un contesto complesso ma gestito con responsabilità e trasparenza. AICA, pertanto, ritiene inoltre inaccettabile l'impostazione comunicativa utilizzata da Siciliacque, che appare finalizzata a generare allarme e pressione mediatica anziché favorire una soluzione istituzionale e conforme agli atti già assunti. Sul piano sostanziale, AICA ricorda che la Regione Siciliana, con apposito emendamento, ha già disposto una prima copertura di 10 milioni di euro, con ulteriore programmazione delle somme successive nel 2027, riferite ai debiti maturati alla data dell'emendamento e quindi, afferma la Presidente Nobile, è incomprensibile e per certi versi sconcertante che in questi giorni sia pervenuto un atto di citazione per circa 12 milioni, comprendendo importi quasi totalmente coperti da un provvedimento regionale. Pertanto l'AICA respinge compulsa qualsiasi lettura distorta, ribadisce che si difenderà con la massima determinazione in ogni sede, senza alcun timore e con piena fiducia nella correttezza del proprio operato. Il Comitato Cittadino Mare Nostrum di Porto Empedocle ha chiesto ufficialmente un incontro urgente al sindaco Calogero Martello sulla incresciosa questione che riguarda il dissalatore mobile di Porto Empedocle Servizio. Il Comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle ha chiesto ufficialmente un incontro urgente al sindaco della città Calogero Martello sulla incresciosa questione che riguarda il dissalatore mobile di Porto Empedocle. Va infatti attenzionato e stigmatizzato fortemente il fatto che il dissalatore provvisorio e quindi mobile installato sulla spiaggia del paese Marinaro in adiacenza al centro storico, con decreto 42 del commissario per l'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua emesso in data 17 dicembre 2025, è stato ribattezzato come impianto definitivo e quindi fisso, contravvenendo alla programmazione originaria secondo la quale questo impianto sarebbe stato trasferito successivamente a Trapani, ma soprattutto smentendo spudoratamente con un atto di arroganza amministrativa le dichiarazioni del delegato della struttura commissariale, ingegnere Sansone, che durante il Consiglio Comunale aperto del 10 luglio 2025 aveva dichiarato che il dissalatore fisso sarebbe stato realizzato nell'area industriale ex ASI, intervento quest'ultimo per il quale esisteva già la copertura finanziaria e per il quale si sarebbe messo mano a breve al relativo progetto. Il Comitato Empedoclino Mare Nostrum non si ferma e rilancia la propria battaglia, ciò soprattutto nella considerazione che nel recente Consiglio Comunale aperto del 4 febbraio 2026 il sindaco ha dichiarato di essersi sentito preso in giro dall'ingegnere Sansone e che avrebbe avviato ogni azione consentita finalizzata a verificare la legittimità di questa installazione diventata definitiva, preannunciando l'intenzione di mettere i sigilli all'impianto se necessario. Dopo una lunga stagione piovosa che ha riempito gli invasi e che ha visto riversare in mare l'acqua eccedente per garantire la sicurezza delle dighe, la crisi idrica dovrebbe essere stata superata, pertanto il dissalatore può definirsi inutile. Affermiamo, continua la nota stampa del Comitato Empedoclino Mare Nostrum, la scarsa efficacia dell'investimento, costato oltre 20 milioni di euro, che ha prodotto come unico effetto la deturpazione del litorale empedoclino, compromettendo ogni possibilità di sviluppo turistico come previsto dal piano regolatore generale. Ha precisato il presidente del Comitato Maurizio Saia, e affermando ancora: per questo abbiamo chiesto un incontro col sindaco Martello per fornire la nostra massima collaborazione e avviare un ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica contro l'atto del commissario per l'emergenza idrica che definiamo illegittimo. Inoltre ci pare doveroso offrire il nostro appoggio per le azioni da intraprendere per la difesa del nostro territorio e del nostro mare.
Diventerà presto un polo di accoglienza provvisoria per persone disagiate e vulnerabili a cui verranno garantite le necessarie prestazioni riabilitative in modo da essere reinserite nel nucleo familiare di appartenenza e nel tessuto sociale. L'immobile di cui parliamo è quello della ex Villa Betania nel quartiere di Villa Seta, che fino a 7 anni fa dava ospitalità agli anziani. Il servizio diventerà presto polo di accoglienza provvisoria per le persone disagiate e vulnerabili a cui verranno garantite le necessarie prestazioni riabilitative in modo da essere reinserite nel nucleo familiare di appartenenza e nel tessuto sociale. Si tratta dell'immobile dell'ex Villa Betania nel quartiere di Villa Seta, che fino a 7 anni fa dava ospitalità agli anziani. Poi il vuoto e il degrado, ora destinati a lasciare spazio a una struttura che si sta rifacendo in look per essere riqualificata e riconvertita in housing first, in autonomia degli anziani non autosufficienti, modelli di intervento sociali finalizzati a offrire permanenze abitative a breve, a medio termine, durante le quali verrà attivato anche un percorso di reintegrazione col supporto professionale, psicologi, educatori, volto a raggiungere l'autonomia dei soggetti fragili, di quelli senza fissa dimora e delle terze età non autosufficienti. L'avvio dell'iter tecnico-amministrativo non è stato proprio semplice, tante le difficoltà di carattere burocratico, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali di Palazzo dei Giganti Marco Bullo, nonché presidente delegato del distretto sociosanitario di Agrigento, che ha seguito passo passo la delicata e complessa procedura dei progetti che sono stati approvati dal Comitato dei Sindaci. Siamo presso l'ex IPAB Villa Betania, sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell'immobile. Qui stiamo concentrando le nostre forze per realizzare le misure del PNRR Missione 5 Servizi Sociali e in questo luogo, in questa struttura, verranno realizzate 3 misure. Si tratta di una misura che riguarda l'autonomia degli anziani non autosufficienti, l'housing first e le stazioni di posta e l'housing temporaneo. Stiamo cercando, grazie alle misure del PNRR volute fortemente dal distretto sociosanitario, dove il comune di Agrigento è il comune capofila, stiamo cercando di realizzare progetti rivolti a che cosa? Ai soggetti fragili, a quella platea di soggetti con una emarginalizzazione estrema, e qui verranno realizzate le misure grazie al grande lavoro che abbiamo fatto con il distretto sociosanitario, ma grazie anche agli uffici del comune di Agrigento, agli uffici dei servizi sociali, agli uffici dei lavori pubblici, che insieme stanno mettendo su un grande lavoro e un supporto straordinario per far sì che il territorio di Agrigento, quindi gli 11 comuni del distretto sociosanitario con il comune di Agrigento, comune capofila, cercheranno di individuare il più possibile quelle sacche di povertà estrema, quelle sacche di emarginalità estrema che ci sono, che esistono sul territorio, per finalmente restituire dignità a questi soggetti. Ma non solo, restituiamo al territorio di Agrigento, ma alla città di Agrigento soprattutto, questa struttura, l'ex IPAB Villa Betania, abbandonata, il degrado assoluto, che finalmente trova la luce e finalmente verrà messa a disposizione della città. Il mistero della fermata dell'autobus irregolare si infittisce, questo quanto affermato in una nota dalla consigliere comunale di Agrigento Roberta Zicari. Per togliere la fermata su strada di fronte all'ex Cine Astor serve ampliare il parcheggio di Piazzale Rosselli. Lo scorso anno anche il demanio regionale ha ceduto in convenzione l'area al comune, così da poter effettuare i lavori. Perché non partono allora? Durante il question time l'assessore Principato ha sempre dato la colpa ai mancati sopralluoghi da parte della regione. Ebbene, continua la consigliere comunale Zicari, ho preso contatto con la regione per comprenderne i motivi ed è venuto fuori che il sopralluogo è stato fatto e che il progetto non andava bene, andava aggiornato e rifatto. Il comune ha aggiornato il progetto, si chiede la Zicari. Io ho inviato alla motorizzazione alla regione, ho chiesto all'assessore Principato una copia della PEC del nuovo progetto per poter facilitare il dialogo, ma nulla. A questo punto, conclude la consigliera Zicari, aspetto una replica da parte dell'assessore da poter inviare alla regione. La sosta su strada va eliminata come priorità.
Inaugurata stamani la casa di comunità cattolica Eraclea alla presenza del sindaco Santino Borsellino, del presidente dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci e del direttore del distretto sociosanitario di Ribera Vincenzo Asti. Ascoltiamolo in questa intervista di Calogero Giuffrida. Questa casa della comunità la stiamo aprendo proprio per cercare di dare un servizio all'utenza, alla cittadinanza di Cattolica Eraclea, perché la Casa della Comunità finanziata col PNRR non sarebbe stata in tempo utile aperta e quindi abbiamo deciso di finanziarla con un altro articolo, l'articolo 20, e quindi l'ha deciso la Regione Siciliana, però non potevamo privare il comune di Cattolica Eraclea dei servizi, per cui abbiamo il modello organizzativo che stiamo portando in tutte le 19 case della comunità, lo stiamo applicando anche qui a Cattolica. I servizi sono principalmente la presenza del medico di medicina generale, la presenza dell'infermiere, la presenza degli specialisti, perché vogliamo dare al cittadino la possibilità di trovare in un'unica struttura tutti i servizi che sono necessari. È importante in questo e anche la collaborazione con i comuni e qui con il sindaco di Cattolica Eraclea, che voglio ringraziare pubblicamente, perché i comuni metteranno dentro le case della comunità gli assistenti sociali per soddisfare quelli che possono essere i bisogni non solo sanitari della popolazione. Oggi apriamo la quarta e la quinta a Casteltermine e quindi ne mancano altre 14. Stiamo cercando di dare delle risposte ai cittadini H24 non soltanto nei grandi ospedali ma anche nei piccoli centri, in modo tale da pensare di decongestionare anche gli accessi all'ospedale e al pronto soccorso, riservandoli solo ai casi effettivamente quelli più gravi. Nel territorio, nelle case della comunità, potranno trovare le risposte a quelle prestazioni che non necessitano obbligatoriamente di ricovero ospedaliero. Un grosso risultato per Cattolica e per i paesi limitrofi. Si deve ringraziare l'ASP perché portare queste case comunitarie nei territori significa garantire un servizio sanitario più vicino ai cittadini. Oggi si è inaugurata questa sede provvisoria, si cercherà di garantire i servizi e veramente mi sento di ringraziare per l'impegno che ha messo l'ASP, dal direttore Capodieci, un impegno fortissimo è stato dal direttore Ercolino Marchica, un impegno pure del distretto di Ribera, dottore Asti, si sono impegnati tantissimo, un impegno particolare ai nostri dipendenti comunali perché prima di questa inaugurazione hanno lavorato tutti i giorni per cercare di farla rendere più bella e accogliente. È stato un lavoro di squadra, in sintonia tra l'amministrazione, l'ASP di Agrigento, del distretto di Ribera, e abbiamo portato questo risultato. Ora io spero che venga garantito questo servizio perché la sanità sta vivendo un momento difficile, c'è la carenza dei medici, intanto ci sono alcuni bandi per rafforzare queste case comunità. Queste case comunitarie per Agrigento sono 19. Voglio ringraziare per la presenza anche all'onorevole La Rocca, perché quando sono partite queste case comunità lei era la presidente della commissione all'Arse, è stata una delle promotrici. Speriamo che siano i risultati non per noi ma per i cittadini. È uno strumento rivoluzionario della sanità pubblica che risponde alle indicazioni del DM 77. Praticamente è un luogo in cui i bisogni di salute dei cittadini troveranno una risposta immediata perché ci sarà sempre presente il medico di medicina generale, l'ambulatorio infermieristico e alcune delle specialità che consentiranno una risposta intanto ai pazienti cronici che hanno delle criticità importanti, le cardiopatie, le broncopatie, il diabete, ma anche altri bisogni di salute, non solo anche intesi in termini come ci sarà l'assistente sociale in collaborazione col comune, proprio per dare una risposta immediata alla popolazione e ridurre il rischio che questi bisogni possano trasformarsi in ricoveri ospedalieri impropri che intasano la struttura ospedaliera togliendo risorse ed energie per le patologie più importanti. Qui si troverà proprio una risposta immediata alle problematiche di salute, i cittadini sanno che troveranno un medico pronto ad accoglierli e a cercare di rispondere alle esigenze che avranno.
E durante la traversata con altre 30 persone iniziata da Garabulli in Libia ha partorito sul gommone. È una giovane del Mali giunta al molo Favarolo di Lampedusa dopo il soccorso fatto dalla motovedetta V7009 dalla Guardia di Finanza. È stato preso in carico dai sanitari e portata insieme al neonato al poliambulatorio di Contrada Grecale. Sia la donna sia il neonato fortunatamente stanno bene. Ad assisterla sul gommone durante il parto le altre 3 donne che erano a bordo. Sono partiti i lavori di ripavimentazione stradale della Reggia Trazzera Niscemi San Michele di Ganzaria, appaltati in somma urgenza attraverso gli uffici regionali del Genio Civile di Caltanissetta. È un'arteria strategica per la viabilità, poiché in caso di interruzione della strada provinciale 11 rappresenta un'essenziale via di fuga dal centro abitato di Niscemi, oltre a costruire un essenziale e necessario collegamento dell'abitato di Niscemi con la strada statale 117 Gela-Catania. L'intervento interessa un tratto di oltre 6 km e il Genio Civile di Caltanissetta nei giorni scorsi ha provveduto a spianare la strada. I lavori avranno una durata di 60 giorni, consisteranno nella stesura dell'asfalto con tappetino bituminoso, nella sistemazione della segnaletica e nella messa in sicurezza. Il finanziamento complessivo ammonta a 890.000 euro. Sentiamo in merito una dichiarazione del presidente Schifani. Siamo tutti mobilitati, ieri è venuto il capo della protezione civile, ha dato una bellissima notizia, siamo, come diceva il sindaco, nella post-emergenza, ma ciò non significa che l'investimento del governo nazionale, anche di quello regionale, è sostanzioso, sotto il profilo finanziario, concreto ed operativo. Occorre dare anche serenità alla popolazione di Niscemi, questo è il nostro impegno primario, ma farlo con i fatti. E poi la grande scommessa sono i tempi. Le risorse ci sono, la scommessa sono i tempi e questa scommessa non intendo perderla. Oggi per esempio do le chiavi di 2 alloggi ristrutturati dello IACP, li consegno al sindaco perché possa assegnarli con evidenza e ne daremo anche altre. Per quanto riguarda gli appartamenti è chiaro, una parte di questi appartamenti per fortuna non sarà bisogno di realizzarli perché ci sarà una parte della popolazione che rientrerà. Per il resto c'è un piano di investimenti, il decreto legge pubblicato in Gazzetta oggi di 150 milioni che prevede anche la realizzazione di un piano di investimenti finanziari di carattere proprio logistico, quindi si realizzeranno questi appartamenti, vi sarà una concertazione naturalmente tra Comune, Regione e Governo nazionale per individuare aree dove eventualmente realizzare questi appartamenti, però ci sono gli strumenti, ci sono i mezzi finanziari, ci sono i mezzi normativi, c'è la volontà politica e istituzionale di governo nazionale e regionale di fare un unico sistema per fare presto e bene. Un giovane abitante a Nario, originario dell'Albania, Flori Topaldi, è morto e altre 5 persone sono rimaste ferite, di cui alcune in gravi condizioni, in un incidente stradale che si è verificato questa mattina all'alba lungo la strada statale 410, direzione Camastra-Naro, quasi all'altezza della caserma dei carabinieri della stazione narese. A scontrarsi un furgone motovettura. I feriti con le ambulanze del 118 sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì. Uno di loro, un 24enne, purtroppo è giunto cadavere. I feriti sono ricoverati nei presidi ospedalieri di Agrigento e Licata. Sul luogo del tragico sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale 118, mentre i carabinieri della stazione di Camastra si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. A Sciacca, tentata truffa con la tecnica del falso carabiniere, arrestato un uomo in flagranza di reato. Il servizio. I carabinieri del reparto territoriale di Sciacca hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 30enne originario della provincia di Catania ma residente nel Padovano, ritenuto responsabile di una tentata truffa aggravata.
L'intervento è scaturito dalla segnalazione di una donna anziana del luogo che, contattata telefonicamente da un uomo che si è qualificato come appartenente all'Arma dei Carabinieri, veniva informata di un presunto grave incidente stradale causato da un proprio familiare e della necessità di consegnare con urgenza denaro e preziosi per evitare conseguenze giudiziarie. Intuito il raggiro, la vittima manteneva la calma, avvisava immediatamente i carabinieri, consentendo ai militari di predisporre un mirato servizio di osservazione. Poco dopo il soggetto si presentava presso l'abitazione per ritirare quanto richiesto, venendo così bloccato all'interno della casa dai militari operanti. La refurtiva, costituita da denaro, contanti e oggetti in oro, è stata integralmente recuperata e restituita alla legittima proprietaria. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato quindi associato alla casa circondariale di Sciacca a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali analoghi episodi. L'Arma dei Carabinieri rinnova pertanto l'invito, in particolare alle persone anziane, a diffidare di richieste di denaro preziosi avanzate telefonicamente da sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine o da altri soggetti e a contattare immediatamente il numero unico di emergenza, il 112, in caso di qualche dubbio. Ismaele Lavardera, Massimo Giletti e Matteo Allisei si sono ritrovati a Mondello con i cittadini e i turisti per celebrare la fine della storica concessione italo-belga con un bagno simbolico in mare. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Hanno festeggiato con un tuffo nel mare di Mondello Ismaele Lavardera, leader di Controcorrente, Matteo Allise, presidente di Più Europa, e il giornalista Massimo Giletti. Revocata alla società italo-belga la concessione per la spiaggia, una battaglia che i tre sono riusciti a portare a termine contro ogni aspettativa. Restano però le incertezze sul futuro della spiaggia e dei lavoratori impiegati dalla italo-belga a pochi mesi dall'apertura della stagione estiva. Il primo passo era quello di liberare questa spiaggia, adesso la palla passa in mano al sindaco di Palermo, al consiglio comunale, approvino immediatamente il PUDM, che non si dica a giugno che non si approva il PUDM e poi c'è la confusione e si arriverà a dire quando c'era la italo-belga si stava meglio. Questo non ce lo possiamo permettere, perché è un po' come dire quando c'era Mussolini lasciavamo le porte aperte. Questo non è il tema. Abbiamo liberato un grande lavoro fatto da Massimo, Salvo Palazzolo, Matteo. Se non ci fossero stati loro al mio fianco certamente non saremmo qui. Ho portato questa battaglia a Roma, ma adesso è la Sicilia che la deve vincere, perché vedi, io ricordo una bellissima frase di Giuseppe D'Avanzo che definiva Falcone un italiano fuori posto in Italia. Qui vedo tanta gente fuori posto, ma noi dobbiamo mettere a posto questa spiaggia che è uno dei gioielli più belli del mondo, ma lo deve fare la Sicilia, perché se no abbiamo fallito. Perché io non vorrei che un domani si dicesse adesso era meglio quando si stava peggio. Io non voglio questo, perché questa terra merita il meglio, ma è la politica che si deve assumere le sue responsabilità, perché noi a giugno vigileremo su chi ci sarà qua. Dopo i tornelli recinti abbiamo davvero liberato Mondello. È da mesi che chiedevamo questo, è da mesi che segnalavamo le varie irregolarità e dopo che ci avevano strappato un ombrello come questo, oggi possiamo piantare questo ombrellone a Mondello perché finalmente le spiagge sono tornate ai cittadini e dobbiamo vigilare su cosa accadrà dopo nei prossimi mesi per chiedere che ci siano più spiagge libere e che ci siano gare giuste, eque e trasparenti. Ecco, però siamo a ridosso dell'estate e il futuro è incerto e tra l'altro ci sono più di 200 famiglie senza lavoro. Il futuro è incerto perché le istituzioni dovevano agire molto prima, c'è un ritardo nelle istituzioni che hanno agito troppo tardi per porre fine a questa faccenda che segnalavamo da mesi, ma il tempo ora c'è per fare quei bandi e per dare più spiagge libere. Se invece c'è la volontà di lasciare Mondello nel Far West ancora per mesi per dire che la italo-belga serviva, ecco, questo noi lo contesteremo. Linea alla regia per la pubblicità. A Santo Stefano di Camastra la 10ª edizione del corso di fitoalimurgia che promuove l'uso alimentare delle piante selvatiche. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina.
Tra i sentieri dei Nebrodi è stata riproposta a Santo Stefano di Camastra, a cura dell'associazione I Nebrodi, la 10ª edizione del corso di Fitoalimurgia, 2 giornate intense che si sono svolte nel weekend appena passato, dedicate alla scoperta delle piante spontanee commestibili. La fitoamilurgia, disciplina che insegna a riconoscere e utilizzare a scopo alimentare le piante selvatiche, non è soltanto botanica, è cultura, memoria, identità del territorio. A guidare il corso è stato Fabio Monreale, guida naturalistica ed esperto del settore, al quale abbiamo chiesto quali sono le piante selvatiche più comuni nel nostro territorio e come possiamo riconoscerle. Di verdure selvatiche ce ne sono una quantità impressionante, sono oltre 250. Le più comuni, le più note sono il finocchietto, sono l'asparago, sono la cardella, la borragine, le bietole selvatiche, ma immagina quante ne mancano ancora per arrivare a 250, quindi c'è una fame di conoscenza che è notevole e che bisogna, spero, prima o poi colmare attraverso anche l'ausilio di questi corsi per il riconoscimento delle verdure selvatiche. Durante la 2 giorni si sono alternate lezioni tecniche ed escursioni didattiche per imparare a distinguere le specie commestibili da quelle tossiche o non adatte al consumo. Un passaggio fondamentale perché riconoscere correttamente le piante è il primo passo per una raccolta sicura e consapevole. Oltretutto, le piante selvatiche commestibili sono state dimenticate, ma meriterebbero di tornare sulle nostre tavole. È come se meriterebbero, peraltro loro ci garantiscono anche una certa conservazione della nostra identità gastronomica, che con la globalizzazione sappiamo benissimo che è a rischio perdita. È attraverso le verdure selvatiche che certi sapori si potranno conservare nel tempo e potremo consegnarle alle future generazioni. Un'esperienza che ha unito natura, conoscenza e convivialità, perché recuperare le erbe spontanee significa in fondo recuperare un pezzo della nostra storia. Passiamo ora a un'ampia pagina di sport, un punto prezioso per la classifica, quello guadagnato dal Castrum Favara nello scontro di ieri in casa contro il Messina, finito 1-1. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato con le interviste ai protagonisti. Finisce in parità la sfida salvezza tra Castrum Favara e Messina dopo una battaglia in campo durata quasi 100 lunghi minuti. Con mister Pietro Infantino in tribuna per squalifica, la panchina dei favaresi è stata affidata al suo vice, Dario Di Dio. Sotto di una rete dopo un quarto d'ora, con un Eurogol del giallorosso Touré, con l'unico tiro in porta del primo tempo, il Favara ha provato in tutti i modi a trovare la via del gol, ma il muro difensivo messo in campo da mister Feola ha tenuto bene. Una partita maschia, piena di contrasti, una gara vibrante con il Favara vicino al gol in diverse occasioni, ma mai con la stoccata vincente. Partita giocata davanti ad un pubblico numeroso, con oltre 200 tifosi arrivati da Messina e con la curva nord che ha risposto bene all'iniziativa ingresso gratis. Nella ripresa partita a senso unico, con tante occasioni per i padroni di casa e tante proteste per i falli subiti da Varela e compagni e non fischiati dall'arbitro. Il gol del pareggio arriva in pieno recupero grazie a un rigore fischiato su un fallo a Varela. Lo stesso si incarica del tiro dagli 11 metri, freddo e preciso, spiazza il giovane portiere peloritano e realizza. La partita aumenta di intensità, il pubblico favarese crede nel ribaltone finale, mentre i tifosi messinesi già accarezzavano una vittoria. Finisce 1-1 con tanto rammarico per il Favara, che in campo è apparso determinato e affamato rispetto all'orribile prestazione di Ragusa. Un punto che muove la classifica dopo le ultime sconfitte e che tiene viva la fiammella della salvezza. Ma ecco i commenti dei protagonisti in sala stampa. La prestazione dei ragazzi è stata maiuscola sotto tutti i punti di vista, per impegno, per voglia, per determinazione. Purtroppo quest'anno alla prima occasione, al primo episodio negativo, un tiro bello, è riuscito un bel tiro, però si è inzaccato proprio. Però la reazione c'è stata anche il primo tempo, eravamo presenti, vigili, siamo contenti.
Il primo tempo è stato veramente bello a vedere, come dicevi, un tiro vero, un eurotiro, un gol, ma non poteva essere così. No, che cosa non ha funzionato al primo tempo? No, non ha funzionato, il nostro portiere è stato inoperoso, voglio dire, è stato quel tiro solo che ha spezzato l'equilibrio della partita. Per il resto credo che la partita noi l'abbiamo fatta, ci abbiamo creduto fino alla fine, devo dire che i ragazzi sono stati così presenti che hanno voluto almeno il gol del pareggio fino alla fine. Al secondo tempo era naturale cambiare un po' le carte? Ma qualcosa deve rischiare, qualcosa deve mettere qualcosa in più, i ragazzi che sono entrati con la giusta mentalità, ci hanno dato una mano da questo punto di vista e quindi diciamo bravi, questa deve essere la nostra strada da questo momento in poi, con questa mentalità, con questa voglia, con questa determinazione e speriamo che la sorte sia dalla nostra parte. Praticamente Nacho Varela non ha giocato, sono stati più le spinte, gli atterraggi, i falli subiti che il gioco che doveva sicuramente produrre. Ma non ha giocato relativamente perché è sempre un uomo pericoloso e quindi viene sorvegliato con una marcatura speciale perché se gli dai un attimo di spazio lui può fare male. Alla fine della gara le cose si sono un po' inasprite, si sono accese, forse magari anche senza tanta necessità. Certo, un qualcosa la terna arbitrale ce l'ha, però meglio non parlare degli arbitri. Ma io credo sia stata tutta una questione proprio di terna arbitrale, nel senso che tra di noi in campo non c'era niente di particolare, è stato lui che un pochettino ha perso la giusta direzione della gara. Sostituzione, la fanno, non la fanno, recupero, però fa parte del gioco. Purtroppo quest'anno sotto questo punto di vista non ci va bene una, però siamo contenti. Un punto che forse non smuove la classifica, però un +1 fa sempre bene. No, il punto fa sicuramente muove la classifica, però mi interessava l'atteggiamento della squadra a cospetto di una squadra che non ha 23 punti ma ne ha 36, 37, una squadra costruita per salvarsi prima e quindi noi siamo contenti dell'atteggiamento che abbiamo avuto. Speriamo di continuare, che ripeto, la sorte sia dalla nostra parte. Abbiamo fatto una grandissima partita, purtroppo ci hanno fatto questo gol che hanno un bel gol, però abbiamo fatto una grandissima partita. Vi siete mossi fin dai primi minuti, un ottimo primo tempo, loro soltanto un tiro e un gol, cosa che a noi non capita, diversi tiri e niente gol. Sì, il calcio sappiamo, quando ci devi salvare magari in questo momento che non abbiamo tanta fortuna, se si può dire, prendi un gol così, dopo vabbè, l'importante è reagire di questa maniera e dobbiamo continuare così con questo atteggiamento. Secondo tempo più aggressivi e forse un po' il gioco si è inasprito. Sì, noi abbiamo nell'intervallo, lo spogliatoio abbiamo detto che dobbiamo continuare con questa grinta e il momento è così, purtroppo la ruota gira in questo momento così, però siamo contenti dell'atteggiamento e questo gol e soprattutto lo dedico alla scuola calcio, ai bambini che sono venuti, quindi dobbiamo continuare a incoraggiare perché non c'è niente di perduto, quindi la salvezza la dobbiamo continuare a costruire in casa. Finalmente un punto è arrivato, anche se crediamo che questo Favara che abbiamo visto oggi contro il blasonato Messina forse meritava un po' di più. Ma assolutamente sì, abbiamo giocato una bellissima gara, l'abbiamo a mio avviso schiacciati e alla fine il risultato ci ha ripagato, tra virgolette, abbiamo acciuffato un punto che ci fa ben sperare per le prossime 8 finali. Oltre che un po' di fortuna manca proprio l'ultimo secondo, ovvero il tiro vincente in porta, perché? Ma sai, quando c'è tutta questa pressione di arrivare al risultato, perché comunque durante la settimana noi diamo sempre il massimo per cercare di fare punti, perché sappiamo che lo meritiamo, che lo possiamo fare, che possiamo raggiungere questa salvezza, quindi sai, magari poi si esita troppo oppure per la stanchezza. Speriamo di trovarlo questo ultimo passaggio nelle prossime partite perché è fondamentale. E vediamo adesso un'ampia panoramica dei risultati di calcio a partire dalla Serie D, Eccellenza e Promozione, curato dal collega Carmelo Lentini.
In Serie D girone un gol di Varela, oltre il tempo regolamentare, regala un meritato pari al Castrum Favara. Goleada dell'Enna invece 6-1 sul malcapitato Gela, mentre finisce in parità 1-1 il match d'alta quota tra Nissa e Novegea. Vittoria del fanalino Paternò che supera 2-1 la Cireale. Vittorie esterne per Savoia ed Athletic Palermo. In eccellenza, grazie alla rete di Manfrelli, Cata si aggiudica lo scontro diretto a Marsala contro la locale squadra, attuale seconda forza del torneo. Torna a vincere l'Unità Sciacca che supera 4-1 il Bagheria Città delle Ville. Anche il Camarat supera agevolmente la Folgore per 5-2 e raggiunge così la seconda posizione in classifica generale. E scendiamo di categoria. Si sarebbe dovuta giocare in anticipo la 20ª gara di campionato del Girone A di promozione, Acregas e Frigentini, in programma lo scorso sabato 28 febbraio allo stadio Esseneto di Aragona. Invece la squadra modicana ha rinunciato alla trasferta, non presentandosi regolarmente in campo. L'arbitro designato Giuseppe Laporta di Palermo, attesi i canonici 45 minuti come da regolamento e constatata l'assenza della squadra avversaria, ha certificato il tutto sul proprio referto. In settimana, come da regolamento, verranno assegnati i 3 punti a tavolino alla squadra dell'Acregas, infliggendo una penale alla società del Frigentine ed una multa. Intanto mercoledì prossimo 4 marzo, e sempre allo stadio Totorusso di Aragona, si disputerà l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia di promozione Virtus Acregas Orlandina con inizio alle ore 15. Per quanto riguarda gli altri incontri, vittoria esterna del Priolo Gargallo e sul campo del Megara per 1-0 e su calcio di rigore, per cui la classifica rimane immutata. Vale a dire 4 punti di distacco tra il Priolo e l'Acregas. E cambiando invece girone D e A, continua imperterrito il cammino verso l'eccellenza dell'Aragona, che pur giocando in inferiorità numerica per quasi tutta la gara, ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie contro un ostico e combattivo Camporeale e così mantiene a debita distanza, vale a dire 8 punti, il diretto antagonista Alcamo. Le cose si erano subito messe male per i ragazzi di Carmelo Giordano che dopo appena 8 minuti hanno dovuto giocare in 10 contro 11 per l'espulsione di Zammito per fallo su un avversario. L'arbitro ha punito il calciatore aragonese con un rosso diretto, poi la forte e generosa reazione dell'Aragona che andava a segno sul calcio di rigore trasformato da 3 piedi e pareggiando le sorti della gara con Alessandro Noto. Infine, sul finire del primo tempo, Namio siglava la rete del meritato il sorpasso. Continua invece il momento no del Casteltermine, battuto e superato in classifica dal Città di Casteldalcia con il risultato di 3-2, a conclusione di una sfida molto combattuta e indecisa sino al 90°. Non riesce più a decollare il Gemini, che non ne va oltre il 2-2 con il forte Oratorio Marineo. Torna a vincere la Margheritese che supera 2-0 lo Sport Palermo. Ed ora spazio alle interviste. In prima categoria girone D, l'Empedoclina non fa oltre un pari esterno per 1-1 con il Villabate, una gara molto combattuta e contro un avversario duro a morire. L'Alessandria La Rocca conquista 3 punti preziosi sul campo dello Sporting Termini 2-0 e mantiene la zona playoff. Nell'anticipo vince il Fada con l'Essano per 0-2 e mantiene la seconda posizione in compagnia del Cianciana, anch'esso vittorioso per 5-0 con il Castellana. In classifica generale l'Empedoclina riduce il vantaggio, ad appena un punto separa la compagine marinara dalla Coppa Fada Cianciana. La lotta adesso si sta facendo sempre più avvincente. Acregas Frigentini, la gara in programma sabato pomeriggio valida per la 20ª giornata di campionato contro il Frigentini Modica è stata assegnata a tavolino con il risultato di 3-0 in favore dell'Acregas, come disposto dagli organi competenti, una vittoria che porta 3 punti in classifica ma lascia l'amaro in bocca, come ha commentato in questa intervista l'attaccante Silvio Tripoli.
turno di riposo forzato salta la partita di campionato, forse è un bene anche in vista dei 3 incontri ravvicinati e la partita di mercoledì in Coppa che è importantissima. Sicuramente sì, è una cosa che dispiace per il calcio, soprattutto per noi, perché già eravamo pronti per affrontare questa partita importantissima per noi, però dispiace per loro che non sono potuti venire, sono cose che fanno male al calcio. Adesso bisogna rimanere concentrati sulla partita di mercoledì, è un tassello, un passaggio importante, l'andata di Coppa. Sì, sono tutti importanti le partite da ora fino alla fine, perché per noi vuol dire tanto ogni mercoledì, ogni domenica, ogni sabato quando giochiamo, e dobbiamo dare sempre il massimo e speriamo bene già da mercoledì di vincere già l'andata. Lo stop forzato è un bene o un male a questo punto? Ma sicuramente se giocavamo era un bene per provare delle cose anche per mercoledì, però visto che non si è giocato ora ci teniamo e prepariamo da oggi già la partita di mercoledì subito. Finisce con una vittoria dell'Aragona allo scontro contro il Camporreale, che permette alla squadra aragonese di restare in testa alla classifica verso la promozione in eccellenza, distante dalla seconda in classifica l'Alcamo di ben 8 punti. Le interviste. Mister Carmelo Giordano, temevi questa partita, temevi il Camporeale, alla fine le tue previsioni sono state rispettate in pieno, vittoria sofferta ma alla fine meritata. Sì, come diceva Luigi, siamo usciti da sotto un treno perché abbiamo giocato per oltre 90 minuti in 10 uomini, purtroppo non so se è un errore dell'arbitro o del nostro giocatore, però una squadra che deve vincere il campionato, che perlomeno gioca per posizioni ambiziose, non può commettere questi errori. In settimana il ragazzo sarà richiamato al sottoscritto, perché non voglio sentire poi abbiamo visto, non ha messo la mano, Noi siamo una squadra che si sta giocando tanto, quindi dobbiamo evitare di creare queste situazioni ambigue che poi possono compromettere il percorso del campionato. La squadra oggi ha dimostrato, lasciatemi passare il termine un po' volgare, un po' fuori costume nel mio modo di essere, ha avuto le palle, perché sembrava quasi una Juventus Galatasaray di mercoledì, squadra che ha palleggiato, ha lottato, ha avuto diverse occasioni, siamo andati in svantaggio, l'abbiamo ripresa, abbiamo ribaltato, ci hanno ripreso, abbiamo avuto la forza mentale per riportarla dalla nostra parte, quindi voglio fare i complimenti ai ragazzi, però lasciatemi dire, oggi i complimenti li devo fare al pubblico, perché senza la loro spinta forse questa impresa non l'avremmo fatta. Questa vittoria che importanza ha a questo punto del campionato? Sempre meno gare alla fine. È una vittoria pesante per come è venuta, questo sicuramente, anche in virtù di quello che è stato il risultato di ieri tra Gemini e Marineo, ci fa allungare su 2 dirette concorrenti, ma ancora c'è l'Alcamo che ancora deve recuperare la partita che per errore tecnico non è stata omologata e si deve rigiocare, però noi dobbiamo continuare questo percorso, già da domani concentrati e sul pezzo per andare a giocare a Marineo. Una domanda un po' personale, è la squadra più forte che hai allenato finora in carriera, questa Aragona? Ho avuto la fortuna di lavorare in società nell'Interland importanti come Serra di Falco e Aragona, che comunque hanno sempre assecondato le mie idee, il mio modo di fare calcio, però come ho detto in tante altre occasioni, sicuramente è una delle migliori formazioni per valori umani. Siamo in compagnia del presidente Luigi Monreale per commentare questa vittoria sofferta dell'Aragona contro un buon Camporeale. Quanto pesano, presidente, questi 3 punti? Sono 3 punti che pesano tantissimo, perché riusciamo a mantenere comunque un cospicuo vantaggio verso le inseguitrici, mancano sempre meno partite, però ecco, tengo a precisare che oggi la mia squadra, mi sia concesso, non è mio costume, ma lo dico, ha dimostrato di avere le palle ottagonali, perché noi abbiamo giocato per quasi 88 minuti in 10 uomini in virtù di un'espulsione alquanto dubbia su Zammito dopo soltanto 8 minuti di gioco. Questo evidentemente ha compromesso
compromesso quelle che sono le nostre geometrie di gioco, al cospetto di un Camporeale che devo dire ha disputato una grande gara e certamente per quello che si è visto oggi non meritano la classifica che occupano. Che partita ha visto il Presidente? È una partita con tanto agonismo, ripeto, dopo l'espulsione i nostri ragazzi hanno tirato fuori una grande verve che probabilmente solo le grandi squadre riescono a dare. A tal proposito mi sento di ringraziare tutti e 24 giocatori che noi abbiamo in rosa, perché anche chi non gioca spinge la squadra al massimo e di questo gliene va dato atto, però purtroppo in campo ne vanno 11, ma certamente ci sarà spazio per tutti. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona giornata.